21:12, buonasera e ben ritrovati in diretta con Ring, dunque la puntata del giovedì in contemporanea su Tele4 e TV12 per parlare di un po' di temi di attualità. È chiaro che settimana scorsa, come sapete, molto abbiamo commentato anche le slide che celebravano, ricordavano, mettiamole così, le cose fatte nei 2 anni da questo governo Meloni, e nelle ultime ore qualcosa è successo perché su questo fronte, per esempio, CGIL e UIL hanno annunciato uno sciopero generale, una protesta di piazza, non la CISL invece, ma una manifestazione quindi in piazza contro la manovra Meloni, tematiche sulle quali ha già risposto la stessa Presidente Meloni, ma che vorrei insieme commentassimo, e tra poco vi presento appunto anche gli ospiti. Vi anticipo un altro aspetto, poi è chiaro che c'è il post Liguria, c'è il dibattito in Consiglio regionale che ha visto licenziare la Lilia, quindi le tasse sulla seconda casa abbassate, sulla prima seconda casa, e che è stato anche lì un tema comunque di dibattito e di confronto forte in aula, poi insomma sentiremo anche dai nostri ospiti. Si è riaffacciato il tema del fine vita, sempre all'aula del Consiglio regionale. Dicevo, c'è il post Liguria con la vittoria del centrodestra, insomma tante tematiche di cui parlare questa sera sul fronte dell'attualità. Vi devo ricordare subito 2 aspetti. Il primo è il 375, sparisce sempre quando mi serve, allora la mail ring@medianordest.it. Ecco, grazie a Emanuele Sergi e Giancarlo Celant, 375 64 58 500 per mandare sms, domande e commenti a quel che succede in studio. E la seconda cosa che vi anticipo è che alle 22:30 circa sarà nostro ospite Vittorino Boem, che è presidente della Fondazione Casa dell'Immacolata Don de Roia, una delle case, dei centri di accoglienza dei minori non accompagnati. Quante volte in questi anni, e a proposito sono novità anche sul decreto Albania, sapete, no? Il controeffetto dell'effetto del decreto, paesi sicuri, ma in realtà il Tribunale di Bologna rimanda alla Corte europea e dice scusate, ma per esempio questo ragazzo del Bangladesh che dobbiamo fare? È veramente un paese sicuro? Perché se è così dobbiamo pensare che fosse sicura anche la Germania nazista, no? Valutando in base al decreto voluto dal governo per evitare che non si potessero più trasferire in Albania migranti in arrivo da Egitto e appunto Bangladesh. Ma c'è anche questo aspetto e sapete che è di forte attualità. Nell'ultima parte dicevo Vittorino Boem perché parliamo sempre dei migranti, poco dei minori non accompagnati. Qual è la gestione obbligatoria, per esempio con fondi statali e tramite le amministrazioni comunali, e c'è stata un'operazione di polizia in tutta Italia che ha portato 35 arresti, tra l'altro, tra i minori, per alcuni episodi anche pesanti di delinquenza. Spesso l'insicurezza nelle nostre città viene collegata anche ad alcuni episodi che coinvolgono i minori. Dunque vi presento gli ospiti, comincio sempre dalle donne, lo sapete, regia. Saluto e ringrazio Lucia Buna della Lega, buonasera, ben trovata. Buonasera. Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Tutti i consiglieri regionali, avete già visto Marcus Maurmeier di Fratelli d'Italia. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. E Francesco Martinez del Partito Democratico. Buonasera, buonasera. Ho detto quasi tutto tranne che Michele Piga, che è il segretario del CGIL del Friuli Venezia Giulia, che è con noi, almeno in questa prima parte. Buonasera segretario. Buonasera. Collegato da Trieste. Allora, le lo dico subito, oggi di fatto avete annunciato, l'ha fatto Landini insieme alla UIL, lo sciopero generale, ed è fatto in risposta a una manovra che non vi piace. Cosa vi dice o vi diceva Meloni fino a ieri sera? Ci si lamenta dell'occupazione femminile, non abbiamo mai avuto un'occupazione femminile così alta, slide che abbiamo mostrato settimana scorsa. Ci si lamenta della sanità, mai così tanti fondi in sanità come con questo governo, il famoso 140,6 miliardi nel 2025, 136 miliardi nel 2020, anzi 140 nel 26, 136 l'anno prossimo, quindi nel 2025, però il rapporto al PIL, il solito dibattito che c'è. E
si chiedeva di prendere i soldi a chi più ha guadagnato, per esempio le banche, e stiamo prendendo da loro per questa manovra 3,6 miliardi. Allora, perché andate in piazza? Allora, io proverei a fare un po' di un'operazione di verità partendo dall'ultimo dato, perché non preleva niente alle banche, ma è solo che un prestito, quindi non va a tassare. Io non so di quale narrazione stia parlando la Presidente del Consiglio, io penso che le persone lo vivono direttamente, sta accadendo. Io provo a dare un po' di dati, perché forse è meglio provare a ragionare sulla realtà. Noi Dica, mi abbiamo aiuti un 5,7. secondo, provi ad abbassare l'inquadratura, quella self-made, eccolo qua, perfetto, in casa. Perfetto, benissimo, così andava bene così, perfetto. Dica, i numeri quali sono per voi? Come non sono proprio un tecnico. Questa è perfetta, non la tocchi più. 5,7 milioni. 5,7 milioni di poveri assoluti con un aumento nell'ultimo anno, 8,5 milioni di persone a rischio di povertà, tra cui ci sono molte lavoratrici e lavoratori sottopagati. Il dato oggettivo sulla sanità, perché poi sul gioco dei numeri a metterci 800 milioni veri su un aumento dell'inflazione che è stato negli ultimi anni attorno al 17%, stride con i 4 miliardi di spesa off out pocket, cioè le persone che pagano direttamente per avere la sanità. Noi i numeri li abbiamo dati di cosa sta accadendo in regione, stiamo perdendo medici, stiamo perdendo infermieri. Dico un'altra cosa, in questo paese, sono dati Istat, il 90% delle tasse dell'IRPEF la paga il 40% delle persone, lavoratrici, lavoratori, pensionati e pensionati. Questa manovra non dà alcuna risposta. Il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato col taglio del reddito di cittadinanza, e questi sono i dati sulla povertà, poi si può discutere o meno, 20 condoni nell'ultimo anno, e sull'intervento del cuneo fiscale siamo dentro, come dire, anche un po' una presa in giro, perché 6 miliardi arrivano dalle detrazioni fiscali che sono, come dire, parte del fisco che pagano le lavoratrici, i lavoratori e i pensionati. Se la risposta che poi si intende dare alle pensioni minime è dare 3 euro al giorno, di non adeguare il potere d'acquisto, di non vedere che c'è un problema salariale in questo paese, allora insomma mi sembra che le ragioni dello sciopero generale parlino alla dura realtà che stiamo vivendo, e che a noi non ci serve la propaganda, ma ci serve un confronto vero. Allora aspetti Piga, aspetti perché lei ha toccato un punto che noi avevamo preparato, perché voi sapete come si chiama, il Brambilla del Centro Studi Itinerari Previdenziali, del CIDA, hanno presentato questi dati, lo fanno più o meno ogni anno, sulle dichiarazioni dei redditi, tutte compreso cedolare secca, IRPEF, e noi abbiamo preparato alcune slide e lei ha citato alcune cose. Ho alcuni dati, poi li abbiamo desunti perché mancavano, dal nostro centro studi, quindi potrebbero essere prevalentemente corrette queste slide. No, però adesso scherzo. Vediamole insieme a Emanuele Sergi e Giancarlo Celant. Chi paga le tasse, totale redditi IRPEF 2022 970 miliardi, il 60% della popolazione paga l'8% dell'IRPEF, cioè del monte totale gettito. Il 75,8% dei contribuenti ha redditi da 0 a 29.000 euro, il 75,8% dei contribuenti italiani ha redditi che vanno al massimo fino a 29.000 euro, per essere chiari, e che portano a un gettito che, se non ricordo male, adesso ve lo dico, è del 24, adesso lo trovo, del 24,43%, che non è sufficiente nemmeno a pagare, per dire, la spesa sanitaria del nostro paese. Chi guadagna oltre i 55.000 euro, cioè il 5% della popolazione, produce il 42% del gettito. Il welfare lo pagano 6 milioni di contribuenti, che sono quelli che guadagnano oltre i 35.000 euro. Andiamo alla seconda slide, dove c'è nel dettaglio quello che abbiamo appena visto. Da 0 a 20.000 euro c'è il 53% degli italiani, vedete che torna il dato di prima, perché se sommiamo da 0 a 29, le prime due righe, siamo oltre il 70% degli italiani,
che guadagnano al massimo 29.000 euro. Quindi da 0 a 20.000 all'anno, 53,19% degli italiani produce il 6,31% di IRPEF, da 20 a 29.000 euro c'è il 22,6% degli italiani e produce il 15,12% di IRPEF, da 29 a 35.000 è il 9% degli italiani, produce il 15,17%, da 35 a 55 il 21,7% di IRPEF ed è il 9,81% degli italiani. Da 55.000 a 100.000 euro sono il 3,89% dei contribuenti italiani e produce il 18,11% di IRPEF. Oltre i 100.000 euro, cioè l'1%, l'1,5% dei contribuenti italiani, produce il 23,59% dell'IRPEF. Questo non per dire che chi è sopra i 55.000 euro nel nostro paese paga in totale il 42%, perché se poi facciamo la somma, quello è le ultime due righe, eccole qui, produce il 42% di IRPEF, cioè è chiaro che chi guadagna di più paga più tasse, produce più tasse che servono ad aiutare coloro che sono le fasce più deboli. Cioè non siamo anche i ricchi piangono, ma lievemente i dati del 2022 ci dicono che c'è un po' meno povertà nella fascia 0,29, cioè ma un punto percentuale, poi adesso non si desume da qui, ma che sostanzialmente non siamo un paese in cui c'è una ricchezza che dovrebbe essere da paese G7, che dovrebbe liberare le fasce che meno guadagnano, portandole a livelli, no, di entrate maggiori. Insomma, siamo un paese, adesso non possiamo dire un paese povero, dai, questo è evidente, Piga, però ci aspetteremo tutti qualcosa di più e di meglio da questi dati che sono... Prego. Guarda che i dati che ho dato, non so, se poi sono pochi, 5-7 milioni di poveri, 8 milioni a e rischio mezzo di persone per povertà. Sì, a rischio di povertà, ma stiamo parlando che i due persone non arrivano ai 1.200 euro al mese. Allora, questi sono i dati che diamo. Rispetto alla questione dei salari, in questa legge di bilancio, a proposito di eroi e di sanità e di investimenti in sanità, perché i soldi che vengono messi qui in sanità sono nel capitolo sanità, ma come nella nostra regione, da molti anni si continua a dare al privato convenzionato. E abbiamo nella nostra regione il 23,8% di persone sopra i 65 anni che abbandonano le cure perché non hanno più i servizi a cui fare riferimento. Sta accadendo questo, ci sono delle scelte politiche. Mi si consente di dire anche un'altra cosa. Quest'anno ci sono i 13 miliardi che noi dobbiamo pagare per effetto del patto di stabilità che ha siglato questo governo in Europa e che per i prossimi 7 anni ci condanna a queste manovre. Allora, se vogliamo raccontarcela che siamo un paese ricco e tutti stanno bene, io non sono d'accordo, perché i dati dell'IRPEF parlano di lavoro dipendente, si parla di lavoro autonomo, degli sconti che ci sono stati e continuano a venire fatti. Sugli extra profitti non si fa nulla, sulle grandi ricchezze non si fa nulla. Siamo il paese in cui per le rendite finanziarie si paga meno tasse degli altri paesi europei. Allora, noi possiamo raccontarla come vogliamo. Questa manovra non dà una risposta alle persone, ma ci rendiamo conto che per intervenire sui dipendenti della sanità che se ne stanno andando, quella privata, quella pubblica, sì, c'è a fronte di un aumento dell'inflazione del 17%, c'è una proposta di aumento già chiuso che siamo al 5,8%. Ma allora di cosa stiamo discutendo rispetto alla ridistribuzione della ricchezza? Rispetto ai salari, sì. Sulla scuola, oggi c'è stato lo sciopero della scuola, sì. Sono stati offerti 50 euro a forte di una perdita di poteri d'acquisto di 250 euro. Allora è inutile che ci giriamo attorno. Poi mi si permetta di dire una cosa, perché l'ultima la prego, Piga, perché poi voglio coinvolgere gli ospiti ovviamente su quel che ci ha detto. Prego. Sì, perché uno... Arrivo. Prego, Piga, dica. No, rispetto anche ad altre azioni che fa il governo, parliamo di precarietà e di giovani che se ne vanno, perché forse non è vero che abbiamo un problema demografico e che i giovani se ne stanno andando, sì, visto che si sta bene nel nostro paese. Con il collegato lavoro c'è stata la liberalizzazione della precarietà, la liberazione dai contratti delle quote rispetto al lavoro interinale.
Cioè qui si sta facendo favori solo che a una parte del paese, sta parlando solo che a una parte del paese questo governo, e alle lavoratrici e lavoratori e alle pensionate e pensionati non dà nulla. Chiarissimo, grazie a Michele Piga, segretario della CGIL del Friuli Venezia Giulia. La ricchezza è nelle pieghe dell'evasione, scrivono qua via SMS a casa. Come risponde ma ormai? Oddio. Non all'SMS, diciamo, poi no, ecco. A Piga. A Piga, dai, perché l'ho vista Di fronte... arrabbiato. No, non è arrabbiato né nulla, insomma, comprendo che già da un rappresentante di un partito o di un sindacato insieme alla UIL che prima ancora di incontrare il governo e quindi di entrare nel merito di questa elencazione molto puntuale del disastro dell'Italia secondo quello che il mondo sindacale, di una parte del mondo sindacale, quindi prima ancora di parlare col governo dichiarano già lo sciopero nazionale. Allora, cioè, questo dimostra già la poca serietà rispetto al fatto che prima ci si confronta, si entra nel merito delle questioni e dopo eventualmente si dichiara lo sciopero. Invece è del tutto evidente... Aspetti Piga, mi faccia sentire tutti. È del tutto evidente che a fronte di quella che è una posizione politica che prende la CGIL, è legittima, nessuno entra nel merito di questo, si stanno utilizzando tutti gli strumenti che sono possibili per cercare di mettere in difficoltà un governo che, al contrario di quello che si auspica la parte avversa a questo governo, sta facendo un gran bel risultato. Lo dimostrano i risultati delle ultime europee piuttosto che le elezioni in Liguria. I sondaggi dicono che Fratelli d'Italia e la coalizione del centrodestra è vicina al 50% dei consensi e allora si deve cercare di mettere i bastoni tra le ruote su qualsiasi tipo di iniziativa che viene portata avanti da parte del centrodestra. E questa elencazione di un disastro che non c'è, perché c'è esattamente una narrazione all'incontrario, dove siamo in una fase in cui l'occupazione è la più alta a livello di quelli che sono i trend della storia italiana. Allora, questo vuol dire che i provvedimenti che il governo, che ha 2 anni di vita, dopo 10 anni di governi diversi rispetto a quello che è un governo politico, governi tecnici, semitecnici, con grandi coalizioni, finalmente c'è un governo politico che sta facendo portare avanti una politica che viene apprezzata da parte degli italiani, si mettono in campo tutti gli strumenti, tra i quali i sindacati che prima ancora di parlare col governo decidono di fare lo sciopero generale. Non direi che è sufficiente questo per commentare. Fatemi sentire Buna. Vabbè, ma però posso dire... Arrivo, Piga, dai che siamo Piga ha fatto un monologo, siete tanti. Prego. Governo Meloni, 2 anni che stiamo al governo, è il 7° governo che riesce comunque al momento ad essere ancora presente e a offrire dei servizi e delle norme che poi sono state messe in pratica. 2 anni sono veramente pochi per un sistema statale e abbiamo già frutti in tutti i settori, partendo proprio, come diceva il collega Maumeier, nell'occupazione, quindi occupazione che vale anche per l'aspetto femminile, visto che qui oggi siamo in 2 a rappresentarlo. Anche il comparto femminile ha avuto un trend superiore alla media di occupazione, quindi vuol dire che anche le politiche sociali che vengono messe in atto per le lavoratrici madri stanno funzionando. E poi quei numeri che abbiamo visto che riguardano appunto i redditi non includono poi invece tutti i benefit che vengono dati alle famiglie, che comunque corrispondono comunque a delle maggiori entrate per le varie famiglie. Quindi se dobbiamo fare una valutazione complessiva, non è sufficiente guardare il reddito che si desume solo dal modello unico 730, ma ci sono tanti altri aspetti positivi che aiutano e rafforzano il potere d'acquisto delle famiglie, e soprattutto in tanti campi, che possono essere anche quello della casa. Non dimentichiamo che sono pochi gli stati che mettono in atto delle politiche abitative sia a livello nazionale, e poi noi vantiamo come Regione Friuli Venezia Giulia, perché non dimentichiamo che quello di cui stiamo parlando è a livello nazionale, ma noi abbiamo un plus che è la nostra autonomia, che ci permette di mettere a terra delle misure ancora più rafforzative
a livello sociale. Allora, Martinez e Capozzi, voglio sentire anche voi, dai, poi andiamo in pubblicità, prego. Mi sconvolge la frase di Marco Mammari che dice non devono mettere i bastoni fra le ruote, no? C'è un governo che sta facendo bene, quindi perché sindacati? Perché scioperare? Perché diciamo, scioperare? Va tutto bene, dice, quindi perché lamentarsi? Lasciateci lavorare, questo è un po' il concetto che indica Max Mammari. Però dico, siamo in un sistema democratico in cui i numeri, io ho sentito ieri l'intervista alla Meloni con Vespa, no? Dove va tutto bene. Cioè, funziona, in questo paese funziona tutto bene. Però i numeri che dà Piga sono numeri reali, ragazzi. Parliamo di lavoro, quanto lavoro c'è precario, quanto è a tempo determinato, poi perché i giovani vanno via, i 5 milioni e mezzo che vivono nella povertà, sono numeri, guardate. Io ho visto prima, ho scritto prima un commento del spettatore, SMS, questo sistema riesce ancora a stare in piedi, perché c'è un livello di evasione talmente alto che permette di mantenere, no, un tenore, no, di vita, e c'è a tutti i livelli, dai piccoli ai grandi. E poi raccontare... Quindi perché? Perché le tasse sono troppo alte? No? C'è un'evasione di sopravvivenza che diceva chiaramente Berlusconi. c'è una necessità di un'inversione di rotta e di se le tasse sono più basse pagano tutti. Guardiamo la flat tax. Cosa hanno fatto coloro che beneficiano della flat tax? Hanno cercato di rimanere nel fatturato al limite concesso dalle norme, oppure hanno spacchettato studi professionali, studi di progettisti, perché in questa maniera qua tutti pagavano il 15%, quindi ci sono poi trucchi che vengono inventati. Allora dico io, noi non possiamo immaginare che tutto funziona, che tutto funziona bene. La sanità non funziona. Sulla scuola cosa ci stiamo mettendo? E quando diciamo no, diciamo che togliamo alle banche l'extragettito, non è vero, è un prestito. È un prestito. Sono 3 miliardi e mezzo che dovranno essere restituiti. Prodi, no, per entrare nell'Unione Europea. Era un prestito, Prodi ha restituito degli italiani quello che ha chiesto gli italiani. È lo stesso prestito, quello ha restituito. Vediamo, qui sono le banche. Capozzi, le chiedo velocissima, prego. Allora, i dati sono implacabili e testimoniano quello che i cittadini stanno vivendo. Il nostro paese è povero perché dalla fotografia che è stata fatta si vede chiaramente che il 70% dei cittadini ha un reddito che non supera i 29.000 euro. Questo che cosa evidenzia? Che il lavoro in Italia è un lavoro povero. Chi lavora non riesce ad arrivare alla fine del mese e quindi anche noi abbiamo chiesto a più riprese che si intervenga per rendere dignitoso il lavoro e far sì che i cittadini riescano a vivere e a lavorare dignitosamente. Voglio riprendere anche un ulteriore dato, sempre evidenziato prima dal segretario Piga. Ci sono 5,7 cittadini che vivono in povertà assoluta. Quindi questa è la fotografia di un paese in grande sofferenza e negarlo dirà appunto qualcosa di non vero. Ma voglio aggiungere un ultimo dettaglio. La Meloni si è sempre schierata o comunque si è professata a favore delle donne, delle politiche a sostegno delle donne, ma nel 2024 l'IVA su pannolini e su beni per la prima infanzia è aumentata del 10%, quindi qualche ragionamento a mio avviso non torna. Questi sono i dati che stiamo citando. Piga, sono ritardissimo, 10 secondi, poi come avevamo promesso noi ci salutiamo. Prego, ha diritto di replica ma velocissimo. Sì, rapidamente. Allora, la prima cosa, non si può mettere in discussione la serietà della CGIL e le scelte che fa, perché se si rispettano, si rispettano. Sì. E questa è la serietà. L'altra questione, io sono sindacalista, io rappresento le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Avremo pur diritto, perché siccome noi la pratichiamo la democrazia, di raccogliere e di decidere assieme cosa facciamo. Se a voi non va bene questa impostazione, mi dispiace, farete i conti con lo sciopero generale. La Presidente del Consiglio, per fare chiarezza, ha proposto l'incontro dopo la presentazione della legge di bilancio, dopo la discussione presso il Consiglio dei Ministri, e quella manovra è blindata. Cioè, come dire, anche se ci incontra non cambiano nulla. Ho capito. Va bene, grazie a Michele Piga, segretario della CGIL del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo andare in pubblicità, a tra poco, così siamo liberi, diciamo, di confrontarci. A tra poco.
Allora, 21:41, siamo in diretta, 375 6458 500 per scrivere sms e commenti ovviamente a quello che succede. Avete sentito dunque motivazioni per cui la CGIL va in piazza, cioè secondo voi è un'impostazione politica? Oppure però loro vi dicono ormai le cose sono fatte e non si può più modificare. La finanziaria non è mai stata decisa neanche alla fine del mese di ottobre, quindi è del tutto evidente che è una questione strumentale, una scelta di presa politica che ci sta, insomma, d'altronde la CGIL è uno dei supporti del centro-sinistra e quindi fa il suo lavoro. Mica ho detto che non possono farlo, però almeno che per onestà intellettuale lo facciano con un certo criterio, un po' di rispetto nei confronti di quelli che sono i ruoli. Quali I sindacati sono? giustamente possono presentare delle istanze, ma senza un confronto che non c'è col governo, in questo momento si dichiara già lo sciopero generale. Questo credo che sia già la dimostrazione di quella che è una presa di posizione politica che è legittima, non ho mica detto che non possono farlo, anzi facciano pure. Poi sapete i dati di oggi, no? Economia per la nostra regione, che in Friuli Venezia Giulia ci sono quasi 7 pensionati ogni 10 occupati, in totale sono 506.000 le pensioni erogate e Trieste è seconda in Italia per importo medio dell'assegno, ma in generale un pensionato su 5 non raggiunge i 1.000 euro e le donne percepiscono 8.000 euro in meno rispetto agli uomini, quanto emerge da un'indagine IRES FVG sui dati dell'INPS. Questo sempre poi per parlare anche del nostro territorio. Aumento dell'occupazione quale? I precari? Avete idee di quanto lavoro nero c'è in giro? Colloquio con i candidati anche lo dichiarano come se fosse normale. Ieri sera, quell'intervista che citava Martinez poco fa, cioè da Vespa su Rai 1, la Presidente Meloni ha detto che, l'ho già detto, è la più grande occupazione, la percentuale di occupati nel nostro paese dai tempi di Garibaldi e occupazione buona. Ha detto occupazione buona. La qualità degli stipendi che è proprio decadente, non permette l'inflazione che è aumentata, gli stipendi non sono aumentati, quindi di fatto la povertà aumenta. Gli stipendi sono normale, fermi. cioè, non è che ci vuole. Però gli stipendi non li fa il governo, cioè no, dice noi tagliamo la parte del cuneo contributivo. Però può stabilire un utili. salario minimo, cosa che su cui si rifiuta di intervenire questo governo. Ma per fortuna che non viene stabilito un salario minimo, perché altrimenti la negoziazione che viene fatta tra le parti datoriali e i sindacati permette di garantire degli stipendi molto più alti rispetto a quello che è il salario minimo. E stabilire un limite sotto il quale non bisogna andare. Su questo tema abbiamo già capito che se noi mettiamo un salario minimo, la tendenza del mondo imprenditoriale sarà quella di portare il salario che viene riconosciuto al salario minimo, esattamente il contrario di quello che si vuole. Se lei chiede ai sindacati, i sindacati le diranno che preferiscono fare la contrattazione, che può portare risultati molto più performanti per quelle che sono le aspettative dei lavoratori. Vergognose, ma abbiamo avuto anche degli esempi eclatanti nella nostra regione. Poi non vorrei dire, ma siamo la prima regione che introduce un provvedimento, 45 milioni di euro, per dare la 14ª ai pensionati con i redditi sotto i 15.000 euro ISEE. Cioè tutte queste cose si dimenticano molto facilmente. È vero, abbiamo questo tipo di situazione sociale, sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti. Adesso parliamo di salario minimo, ma il governo in questo momento non ha precluso ancora nulla. Siamo in una fase ancora di valutazione. E credo che le contrattazioni vengono comunque stabilite nei tavoli di lavoro, sì, nei tavoli con le aziende e con le delegazioni sindacali. Quindi perché andare a rompere questo meccanismo che comunque si è consolidato e ha portato comunque a dei risultati? Perché se pensiamo a tutte le operazioni di welfare che stanno entrando nelle aziende, queste non vengono mai considerate. Ripeto, consideriamo solo il numero che esce da un prospetto che è dato di bilancio o dal 730, dall'Unico, ma tutte le altre politiche che vengono comunque messe in atto e piano piano tutte le categorie e tutti i contratti di lavoro le prevedono. Ecco, c'è da lavorare invece sul pubblico, che noi come Regione ci stiamo mettendo impegno per inserire il welfare anche all'interno dei contratti pubblici, e questo sarebbe un grande passo avanti, perché anche qui potremmo portare avanti la meritocrazia che nel pubblico a volte no, anzi più di qualche volta non viene rispettata. Allora voglio sentire Martinez, mi fate vedere, scusami Emma, questa slide qua ancora, perché l'avete visto, l'ha sottolineato via SMS anche adesso, no? Che il 5
5,4%, adesso qua, sì, 5,4%, cioè le ultime due fasce, dai 55.000 in su, paga il 42% delle tasse. Era una delle cose eclatanti di questo studio, no? È più o meno sempre così. La Costituzione dice che quindi è progressiva, cioè cosa diceva? Sottolineiamo questo dato, dicevano di SMS, no? E qualcun altro diceva invece bisogna ridurre, chiede agli ospiti come ridurre la spesa pubblica. Sapete che quello che ha richiesto Giorgetti, poi questo governo, per quanto riguarda Roma, quindi è la riduzione del 5% di spesa dei ministeri, insomma anche questo altro tema, no? Per quanto riguarda. Con grandi difficoltà. Prego, dai Martinez. Dico, siamo in un sistema fiscale che deve essere progressivo, perché è chiaro, no? Lo prevede la Costituzione. Io sono anche dell'avviso che anche l'ILIA, che abbiamo discusso, no, dovrebbe essere, no, avere una progressività, perché chi ha 4 o 5 case vuol dire che ha avuto la possibilità, o come donazione o come sui redditi, di costruirsi un patrimonio. Io penso che sia anche, chi ha di più deve pagare di più per dare a qualcuno che ha di meno, perché siamo in uno stato sociale dove ci deve essere una compensazione. Però mi sembra strano questa demonizzazione di un sindacato piuttosto che di uno sciopero. Lo sciopero serve anche a mettere l'attenzione su alcuni problemi che ci sono, anche per andare a far capire che c'è una narrazione, no, di un sistema economico e sociale che funziona alla perfezione, che non è così. Quindi voler dire a tutta la gente che tutto funziona e poi di fatto c'è, no, una massa di povertà che dobbiamo in qualche maniera intervenire, va bene i discorsi. È chiaro che in questa regione si stanno facendo delle misure, no, sul sociale, che ci sono grandi risorse, no? Questo lo stiamo dicendo, lo stiamo vedendo, però a livello nazionale ci sono dei problemi, e anche il discorso del rapporto fra pensionati, no, e occupati è un problema che dobbiamo affrontare, e non mi sembra che ci siano in queste misure del governo misure che permettono di andare su una sanità pubblica, no, quando si parla di 3 miliardi in più e l'inflazione dove la mettiamo. Sulla scuola, il sistema della scuola non funziona rispetto agli altri paesi, Francia, Germania. Noi invece investiamo in rapporto al PIL, perché è quello che vale. Dire 50 milioni, 40 milioni sono valori assoluti che se non li mettiamo in proporzione al prodotto interno lordo non hanno alcun valore. Guardiamo rispetto alla Germania, rispetto alla Francia. Però cosa le dice, l'ha sentito, no, anche ieri sera, che nel 2019 la spesa pro capite per quanto riguarda i 114 miliardi, no, che erano allora per la sanità era 1.900 euro a persona, spesa sanità, diventerà l'anno prossimo 2.300, cioè 400 euro in più. Come dire, perché facciamo il rapporto al PIL? Se il PIL diminuisce, sembra che noi mettiamo più risorse, ma magari ne mettiamo meno in valore assoluto. Ma inevitabilmente, perché cioè la percentuale cresce, ma magari mettiamo meno risorse. Questo vi dice Meloni, quando è obiettivo che mettiamo più risorse e il valore è pro capite. Il paese sta invecchiando, noi siamo un paese che sta invecchiando sempre di più, e quindi più si invecchia e più la sanità ha bisogno, quindi quel rapporto che dice lei è questo, dovuto al fatto che noi stiamo invecchiando e che quindi... Cioè devono necessariamente aumentare. È inevitabile. Però il fatto che la sanità privata sta prendendo... Non è sempre detto che questo rapporto corrisponda poi ad avere maggiore qualità, perché come nelle aziende private, quando si investe in strumentazione eccetera, si hanno maggiori risultati, e quindi può essere che facendo questo tipo di attività si possa anche risparmiare nella sanità. Risparmiare non significa non mettere risorse, ma cercare di contenerle, perché ricordiamo che i servizi che diamo ai cittadini negli anni aumentano continuamente, e quindi è normale, bisogna capire la proporzione poi dell'investimento che viene fatto in sanità. I cittadini ora, quando hanno bisogno di cure, la cura non viene data solo per l'effetto immediato, ma vengono accolti e poi valutati in un insieme di attività che una volta non esistevano. Un malato terminale o tumorale ha una serie di servizi che una volta non esistevano, questo li dobbiamo considerare, cioè l'aspettativa di vita è migliorata, e tutto questo fa sì che come mai la gente, il vaccino che richiede... La gente protesta, scende in piazza, i professionisti vanno via. Allora scende in piazza all'indomani dei 2 anni della Meloni, stiamo attenti, doveva esserci qualcosa
di contrapposizione, e la settimana successiva a quanto c'è stato la settimana scorsa della presentazione di 2 anni di governo, ci doveva essere una risposta da parte del centro-sinistra. Avviene attraverso il sindacato, ma questo è quanto, perché altrimenti... Ma sono 2 anni di bugie anche e di promesse non mantenute, perché io voglio fare anche un passo indietro. Prima lo dicevamo nella pausa pubblicitaria e ci scherzavo. Il governo la Meloni era quella che faceva i video e diceva che avrebbe azzerato le accise sulla benzina. Sì, l'hanno fatto vedere basta qui. andare su YouTube e vedere appunto questo video dove lei andava a simulare il rifornimento della propria auto ed evidenziava che 15 euro restavano al rivenditore, mentre gli altri 35 allo Stato, e diceva che era un furto e che lei lo avrebbe azzerato. O ancora al blocco navale, era sempre quella che gridava al blocco navale, quando da questo punto di vista si è rivelata del tutto inefficace sotto ogni punto di vista. 1 perché gli sbarchi sono aumentati e 2 perché non sono aumentati, si sono addirittura triplicati e poi ha delegato ad altri quello che non riesce a sistemare lei, prima con l'accordo in Tunisia e Libia, adesso con l'Albania, e le inefficienze sono 12, ma Albania ne arrivano 1500 a Lampedusa, Esatto. cioè nessuno ne parlava però. Ma anche sulla sanità. Ma se i numeri dicono che siamo in discesa, discesa. Gli sbarchi sono stati del 65%. Esatto, 67. Punto. Questo è il dato oggettivo. Qual è? E quello che sta portando efficacia è sicuramente le capacità di Giorgia Meloni di essere riconosciuta a livello di standing internazionale, di aver fatto degli accordi con gli stati nordafricani e soprattutto di aver introdotto un modello che è quello dell'Albania, che in questo momento viene richiesto ed è volutamente imitato da parte degli altri stati europei. Quindi di cosa stiamo parlando? E questa cosa vi dà fastidio, questa è la verità. Mi fate approfittare di una cosa al volo? Fermi lì, al volo, diciamo che è anche in tema, visto che è in attesa credo dell'aereo. Buonasera Presidente, buongiorno, lì che è? Buonasera Massimiliano Fedriga. Buonasera, mi sentite? Allora, cosa porta a casa per il Friuli Venezia Giulia dopo questa nuova esperienza negli Stati Uniti? Dai. Beh, intanto devo dire un importante memorandum of understanding con la Virginia, dove per la prima volta seguiamo un accordo strutturale con uno Stato americano per favorire le nostre possibilità commerciali e di insediamento in Virginia, ma anche ovviamente attrarre investimenti da uno Stato che, ricordo, è uno Stato da 9 milioni di abitanti, ma uno col più alto tasso di crescita di tutti gli Stati Uniti, con un sistema logistico molto avanzato. Siamo di fronte al terzo posto dell'East Coast, che fornisce tutta di fatto l'America dell'Est, con una oltretutto voglia di collaborazione importante con il nostro sistema dell'agricoltura, perché in Virginia c'è tutta una ricerca di crescita del vitivinicolo di cui noi possiamo essere fornitori importanti. Basta pensare a quello che produce Rauscello del mondo. Questo è un esempio fra tanti, ma l'altra cosa positiva è che altri stati ci hanno chiesto collaborazione. Adesso ovviamente li vaglieremo per capire quali collaborazioni possono essere utili per la nostra regione, ma molto importante. Oltre al fatto della promozione che siamo riusciti a fare nelle giornate della National Italian American Foundation, perché abbiamo avuto 3 giorni sia nell'ambasciata italiana, anzi nella residenza dell'ambasciatrice italiana a Washington, sia con un evento specifico con i prodotti del Friuli Venezia Giulia, sia nella serata principale di gala. Siamo riusciti ancora di più a far conoscere la nostra regione e promuoverla nel mercato statunitense. Ovviamente un percorso di cui ho la piena consapevolezza che dobbiamo sempre più costruirlo e strutturarlo negli anni. Spero che anche chi verrà dopo di me, non so quanto ovviamente, però potrà proseguire questo percorso, perché sì, penso che nei rapporti internazionali ho imparato anche da queste esperienze, quello che premia è la costanza e la serietà. Se uno pensa di fare una missione una tantum e dopo sviluppare qualcosa, non casca bene. Bisogna avere la capacità di costruire anno dopo anno le relazioni e farle crescere, e devo dire che già oggi basti vedere i nuovi investimenti che arrivano dagli Stati Uniti nella nostra regione, dei risultati stanno arrivando, ma penso che le potenzialità siano ancora molto, molto grandi. Ma questo è per chi vuole esportare, avvicinarsi agli Stati Uniti, o viceversa anche per loro investire sul nostro territorio?
È bionivoco ovviamente, sia per chi, soprattutto penso alla piccola e media impresa che vuole approcciarsi al mercato americano, perché la grande impresa ha le spalle grosse e diciamo riesce a farlo autonomamente, sia per invece gli investitori statunitensi che vogliono venire ad investire in Italia, e noi ovviamente auspichiamo in Friuli Venezia Giulia. Oggi noi siamo un paese particolarmente attrattivo per due ragioni, e l'ho visto sottolineare più volte in queste giornate sia a Washington che a New York. E la prima ragione è per la stabilità del paese, che oggi viene visto come un aspetto strategico per scegliere dove investire. Il secondo perché anche siamo competitivi dal punto di vista economico rispetto ad altri partner europei. Il terzo ovviamente, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia specificatamente, è anche la collocazione geografica particolarmente interessante, e anche una regione con bilanci molto solidi e sani, che è una delle cose che mi hanno chiesto, per esempio, com'è il bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Glieli abbiamo portato e hanno visto che noi, se fossimo uno Stato, tra virgolette, perdonatemi, saremmo uno Stato più affidabile di Stati che hanno una reputazione molto molto buona. E questo ci permette ovviamente anche di avere un approccio di credibilità rispetto a chi vorrebbe scegliere la nostra regione. Ho visto di nuovo la pubblicità e ne approfitto perché Edoardo Petizzola ancora una volta sta aiutando, diciamo, per questa diretta. No, mi sto tenendo da solo il cellulare, direttore. Ah, e quindi è falso quello che mi scrive via SMS. No, vabbè, scherzo, perché l'altra volta era Times Square, quindi era un momento. Oggi ho visto cos'era sul New York Times la pubblicità Io sono Friuli Venezia Giulia? Sì, è uscita ieri e l'altro ieri sul New York Times, perché ovviamente noi cerchiamo sempre di accompagnare un percorso di comunicazione che sia coerente con la presenza del Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti, quindi con l'evento NAIEF in questo caso, che devo dire è stato un successo enorme. E poi quello dico particolarmente interessante che ci abbiano voluto premiare anche la Foreign Policy Association, no? E che cosa significa? Che è una delle più prestigiose think tank statunitensi, fondata nel 1918, dove ovviamente premiano sulla politica estera. Hanno voluto sottolineare l'impegno di Regione Friuli Venezia Giulia nei rapporti internazionali. Basti pensare che con me è stato premiato il ministro degli esteri spagnolo, l'altro anno era stato premiato il ministro Tajani, la prima volta che un presidente di regione, ma io ovviamente non come Massimiliano Federica, ma rappresentante del Friuli Venezia Giulia, viene premiato nella storia di questo think tank. Quindi evidentemente la nostra presenza è riconosciuta, ecco, anche ai massimi livelli della società americana. E ricordo appunto con lei c'era anche l'assessore Bini, se non ricordo male, no? Questi giorni. Lei tra l'altro, Presidente, le chiedo due cose molto rapide perché ci siamo dovuti dividere, infatti, perché avevamo degli eventi in contemporanea e quindi fortunatamente vabbè, ma al gala con Biden c'è andato però? Al gala con Biden? Al gala con Biden? Quando? No, non c'era Biden quest'anno. Ah, non c'era. Ma che aria tira? No, quest'anno c'era, devo dire c'era, che ho conosciuto, che mi ha fatto un'ottima impressione, che la segretaria di Stato al commercio estero, al commercio, scusi, non estero, al commercio, che devo dire altissimo spessore, dell'amministrazione Biden ovviamente, una persona di altissimo spessore e che guarda con grande attenzione l'Italia e i rapporti con l'Italia. E su questo poi eravamo proprio seduti vicini, quindi abbiamo avuto modo di confrontarci, ma è fondamentale ovviamente anche quei rapporti che si possono costruire con i massimi vertici statunitensi. Allora, per ovvi motivi non abbiamo... C'erano le grandi imprese con noi, c'era Generali, c'era Illy, c'era Fincantieri, che si sono presentati durante il gala Friuli Venezia Giulia a Washington. Ovvi motivi non abbiamo par condicio sulle elezioni statunitensi, ma che aria tira lei che se dovesse fare un... pronostico? Guardi, a me è sorpreso una cosa, io non sto scherzando, io quando sono atterrato in modo molto laico, perché questo lo dico con chiarezza, io quando vengo qui non rappresento me stesso ma un'istituzione regionale, quindi sono stato ben attento a non parteggiare per nessuno, perché noi dobbiamo avere rispetto dei processi democratici degli altri paesi, e l'abitudine della nostra politica di andare a fare il tifo per uno o per l'altro è profondamente sbagliato, perché poi rappresentiamo, seppur pro tempore, delle istituzioni. Però ovviamente mi sono informato sulle previsioni e devo dire che mi ha sorpreso una cosa: i primi giorni che era a Washington tutti mi dicevano che era incertissimo, erano 50-50. Gli ultimi 2 giorni qui a New York, anche perché mi dicono si sono mobilitati proprio i mercati finanziari, e da questi loro hanno intuito e stanno dicendo che sono aumentate in modo importante le probabilità per Trump.
Senta, le chiedo l'ultimissima cosa perché appunto ha il volo adesso. Mentre lei era già in missione negli Stati Uniti, si sono celebrati anche a Trieste, perché è il capoluogo della regione, i 2 anni di governo con la presenza di Arianna Meloni. Oggi CGIL e UIL hanno annunciato lo sciopero generale contro la manovra. Che pensa? Penso che esiste anche la CISL e condivido le considerazioni che ha fatto il suo segretario generale. L'opera dei sindacati anche nel sollecitare la politica è fondamentale, anche nei rapporti, anche nelle contestazioni in alcuni casi, però penso che debba sempre essere alla luce di un interesse collettivo di rappresentanza sindacale e non tramutarsi, come purtroppo è accaduto negli ultimi decenni, non soltanto adesso, sia ben chiaro, in un'azione prettamente politica o di parte, perché altrimenti, e lo dico veramente con convinzione, rischiamo di svuotare un po' la missione del sindacato, a cui io credo moltissimo, perché anche se tantissime volte ovviamente, soprattutto alcuni sindacati, fanno delle proposte che non condivido, ma all'interno del confronto con le parti sociali si sviluppa una politica seria, coerente e che possa anche dare delle risposte e anche mettersi in discussione. Se dopo però tutto questo viene trascinato all'interno del vortice dell'interesse di l'uno o dell'altra parte politica, rischia allora di non essere più riconosciuti nel dialogo, e questo ho paura che diventi qualcosa di non utile al Paese. Quindi se c'è da fare uno sciopero, come è sempre fatto, è giusto che sia, bisogna tutelarlo, sia ben chiaro, ma fare gli scioperi diciamo anche dividendo la triplice, anche andando a posizioni che sono, mi sembra evidentemente di natura di parte, ecco, che superano quella che è la mission del sindacato, penso che non sia utile per il sindacato stesso. Presidente, avrei 1 milione di altre domande, ma ovviamente lo so che la devo lasciare. C'è stata una tensione molto forte in Veneto per la presenza del ministro Tajani, cui abbiamo domandato, noi di Media Nord-Est, qualcosa sul terzo mandato. E diciamo, Tajani 2 cose ha detto, no? Zaia è contrario al nucleare, possibile sviluppo nucleare a Porto Marghera, e Tajani ha detto, ma guardate che la politica energetica di un paese non la fa una regione, prima stoccata. La seconda, sul terzo mandato, ha detto noi siamo contrari. E oggi Roberto Marcato, che è assessore allo sviluppo economico della regione Veneto, cioè il Bini del Veneto per essere chiari, ha detto per me, fossi in Zaia, l'alleanza con Forza Italia finisce qui. Cioè, attenzione, mica da poco. Come la legge, diciamo, dagli Stati Uniti, però già come la legge dal Friuli Venezia Giulia, lei, cioè che cosa succede? Dal Friuli Venezia Giulia io la leggo che siamo una coalizione solida, Forza Italia è un elemento importante e fondamentale della coalizione e tutta la coalizione è coerente con un intento. Non a caso lei ha citato proprio i 2 anni di governo, penso che uno dei rappresentanti di Forza Italia, uno dei principali rappresentanti di Forza Italia, che è l'assessore Riccardi, sia stato molto chiaro, per esempio, sulla sua posizione sul terzo mandato. E quindi su questo si vede come anche una coerenza e una forza di coalizione che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia, e di questo ne vado orgoglioso e ringrazio gli alleati. Per evitarle la paresi del braccio, ultima battuta, perché il provvedimento dell'Ilia che è passato quindi sulla seconda casa, secondo lei, siccome posizione un po' su questo vi ha criticato, è un buon provvedimento? Penso che sia un provvedimento di buon senso. Cosa facciamo noi? Unica regione in Italia che andiamo ovviamente a garantire il non pagamento dell'ILIA, quindi dell'IMU sulla prima casa come in tutta Italia. Ma in più cosa facciamo? Facciamo un'aliquota più bassa per la prima seconda casa, tra virgolette, ma sulla seconda casa. Perché voi capite, non si può pensare di mettere sullo stesso piano chi magari ha la casa o che ha ereditato dai genitori, o magari la seconda casa frutto del sacrificio di una vita, che si è comprato la casetta, l'appartamentino di villeggiatura, paragonarlo a chi ha 3, 4, 5, 6, 7 case di proprietà. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo detto non paga nulla, ma abbassiamo l'aliquota per fare una cosa graduale e differenziare chi è un multiproprietario che si può permettere di avere 10 appartamenti, 20 appartamenti in regione, e chi invece ha una casa e magari si è comprato la seconda con il sacrificio o appunto l'ha avuta in eredità. Non possiamo pensare che l'imposta su quella seconda casa frutto di questo sacrificio sia uguale a chi invece ha 10 o 15 appartamenti in una regione. Penso che sia una misura di buon senso, condivisa da gran parte dei cittadini di questa
questa regione innovativa e che va verso anche un percorso di giustizia. Grazie a Massimiliano Federica, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Mai avrebbe pensato di parlare dell'Ilia, dal JFK credo, no, di New York. Grazie Edoardo Petiziol per averci aiutato in questo collegamento. Buon rientro al Presidente Massimiliano Federica. Pochi istanti di pubblicità, voglio sentire tutti, soprattutto su quello che avete appena sentito da Massimiliano Federica. Tra poco. Allora, sono le 22:10, abbiamo appena sentito in diretta dagli Stati Uniti il Presidente Massimiliano Federica di ritorno, domani sarà, tra qualche ora sarà di nuovo in Italia, e parlare di Ilia. Una misura di buon senso, ha detto. Infatti non sono d'accordo con il Presidente Perché? rispetto a questa dichiarazione. Noi del Movimento 5 Stelle consideriamo questa misura iniqua perché va a creare un vantaggio non per chi ha un immobile ma per chi ne ha addirittura due. Abbiamo espresso voto contrario a questo provvedimento perché non sortirà neanche gli effetti per il quale è stato creato, ovvero rilanciare il mercato immobiliare oppure creare un'attrattività da parte di chi arriva fuori regione e quindi vuole investire in una seconda casa. Presenta delle criticità evidenti. Perché non vi è una differenziazione territoriale rispetto anche a quell'abbattimento dell'aliquota appunto rispetto alla seconda casa, e quindi chi ad esempio possiede più di 2 case, di 3, potrà scegliere tranquillamente di avere l'abbattimento rispetto alla seconda casa che potrà essere a Lignano Sabbiadoro e quindi con una rendita catastale maggiore di un territorio con una rendita catastale minore. E quindi anche con il nostro emendamento chiedevamo appunto che ci fosse una differenziazione e soprattutto che se proprio si va a prevedere un abbattimento dell'aliquota sulla seconda casa si doveva comunque preferire i comuni con svantaggiati che presentano uno spopolamento attivo, ed inoltre chiedevamo che si intervenisse per far sì che si contrastasse il fenomeno delle abitazioni sfitte e avevamo proposto a tal proposito un emendamento per far sì che l'abbattimento riguardasse chi dia in locazione il proprio immobile ad un canone concordato o con cedolare secca, questo proprio per contrastare il fenomeno dei locali sfitti, ma soprattutto per consentire a chi non si può permettere di comprare un'abitazione di affittarla. Cosa replica il Presidente? Poi voglio sentire Bune ormai. Ma no, io intanto dico che sono contento che il Presidente vada negli Stati Uniti, vada a pubblicizzare quello che sono Cioè condivide le missioni? No, condivide la missione, ma l'hanno fatta tutti i Presidenti della Regione, ma penso che abbia ragione che se c'è continuità nei rapporti con questi paesi è un beneficio per questa Regione, quindi penso che Federica vada a rappresentare l'istituzione, la Regione, negli Stati Uniti, in Virginia, beh, questo chi può dire che non fa bene, insomma, se poi porta ad aumentare l'export e a portare qua delle aziende, penso che l'importante è poi monitorare che ci siano risultati e questo fa parte, e che ci sia continuità in questi rapporti, questo è fondamentale. Per quanto riguarda l'Ilia, l'ha detto già la collega, noi abbiamo votato contro perché annunciare che questo smuoverà il mercato immobiliare non è vero, perché chi compra casa, chi lo fa sulla base di un'aliquota più bassa o più alta, lo fa in base a altri elementi che sono i tassi di interesse, la vicinanza a posti di lavoro, la vicinanza alla famiglia, ai servizi che ci sono, quindi i motivi sono ben altri. Io ho lavorato in banca, chi faceva mutui non è che veniva e dice no, compro lì perché c'è lo 0,70, invece no, veniva con altri motivi. Lei dice Prima non cosa, spinge... Assolutamente, questo ma lo sanno anche loro. Seconda cosa, crea una disparità fra i comuni, perché questo il Presidente non l'ha detto, chiaramente aveva poco tempo, ma si va, dico io, a ristorare una parte delle tasse fra quei comuni che applicavano sulla prima e seconda casa una tassazione più alta del 0,70, no? Rispetto al 0,70. Ci sono comuni che sono stati bravi e hanno tenuto le tasse basse e quindi avrà un ristoro minimo, e sono comuni invece come i comuni turistici che hanno, o le città tipo Trieste, che hanno
una tassa sulla seconda casa, prima e seconda casa, molto alto. Quindi ci guadagnano, e ci guadagnano. Cioè solo a Trieste, solo a Trieste gli arriveranno. Si sta vendendo una cosa che non è vera, Francesco, non è vero. Questa è la verità. Non è vero. È la verità. Questo non è vero. L'hanno detto, cioè va a ristorare, dice. Va a ristorare il mancato cioè, gettito. se Trieste aveva 1,10, adesso ipotizzo, 0,70 e la regione. E quel delta che manca la regione lo dà a Trieste, intendo dire. Compensazione. Trieste lo dà ai cittadini di Trieste. Se mi lasci spiegare. Finisca Martinez, poi dai, ma ormai è buona, va bene, dai che è importante. Se un comune applicava l'1,10 Sì. o l'1,06, Da con questa 0,70 legge a 1,06 lo mette la interviene. regione a quei comuni che hanno quella differenza lì. Se non c'hanno quella differenza, se uno- Però dice, ma ormai Aspetta. alle tasche dei cittadini arriva il vantaggio, quello dice. arriva al comune. A quali cittadini? Arriva al comune. Ma non è vero. Arriva Il tema al è a comune. quali cittadini arriva il vantaggio. È un risto al comune. No, ma poi a al quali comune. cittadini Prima arriva di il vantaggio? tutto va A detto chi può che permettersi due la cose? manovra E chi sull'Ilia l'ha fatto? Le ha una città doppia turistiche e le direttrice. grandi città, chiaramente, no? Fermi, Dove hanno sentiamo. tasse più alte. Allora, la manovra sull'Ilia è una doppia direttrice. La prima è quella di aiutare le imprese, perché viene ridotta da 0,86 a 0,76 l'aliquota che riguarda tutti gli immobili che sono funzionali all'attività produttiva. Quindi le imprese hanno già un vantaggio che nessuno aveva introdotto. Secondariamente, questa cosa del ristoro ai comuni, il ristoro ai comuni va per il mancato gettito. Chi ci guadagna sono i cittadini. Il comune, se non avesse questo ristoro, quindi non è vero assolutamente il fatto dell'essere virtuosi. I comuni né ci guadagnano né ci perdono, anzi ci guadagnano i comuni che l'anno scorso avevano ridotto l'aliquota sotto lo 0,86 e sono 64 i comuni che hanno fatto questa scelta e che si erano fatti carico del 30% di quella riduzione con risorse proprie. E quindi la regione ristora l'intera riduzione e quei comuni avranno un vantaggio, quindi i virtuosi sono stati premiati. Quindi questa cosa qui proprio non è possibile dirla, è un falso. Chi ha messo dire le tasse che più i alte comuni viene premiato non è rispetto a chi ha vero, contenuto. non è vero, ma non è vero l'hanno detto perché i sindaci al Carlo. ma non è vero, ma i sindaci hanno detto una cosa che non è quella che stai dicendo tu. Non è questo. Parlavano del fatto che i sindaci che coprivano il 30% con le proprie risorse si trovano che sono coperti integralmente da parte della regione, che è una cosa diversa, perché è logica. Se io avevo un'aliquota di 1,06 che era il massimo che era consentito e la porto a 0,70, quei 36 centesimi in meno di aliquota te li dà la regione, ma per il comune non ci guadagna perché lo 0,36 in meno ce l'ha nelle sue casse perché non ha il gettito dell'Ilia, quindi avrebbe una perdita se la regione non ci mettesse risorse. Il saldo è zero, quindi per favore cambiate questa narrazione. State raccontando in un momento una cosa non storico in cui vera. la gente non arriva alla fine del mese. Ecco, Spieghiamo spieghiamo ai cittadini un paio di cose. È la genesi dell'Ilia, che è l'unica regione che gestisce in autonomia la tassa sulla propria casa. Quindi già questa è una novità che è stata introdotta grazie al governo Fedriga. È chiaro che è una tassa che ha necessità di essere rimodulata negli anni perché è una novità in una regione e porta diversi vantaggi. Il primo fra tutti è proprio quello di poter incentivare anche aziende che vengono da altre regioni a insediarsi nel nostro territorio perché hanno una tassazione agevolata e quindi questo attrae economia, attrae quindi produttività. Secondo, è una richiesta che viene dal basso questa e viene dall'ascolto dei cittadini perché fortunatamente il Friuli Venezia Giulia nasce come una regione molto legata alla casa, alla prima casa e anche alla seconda casa perché in tutti questi anni poi con l'eredità si sono acquisite anche case che sono anche un po' fatiscenti o che comunque non si riescono ad affittare e ci si trova che sempre un ceto medio che non ha la possibilità di guadagnarci qualcosa in più deve anche pagare la tassa su una casa che non ha possibilità di utilizzare oppure viene data anche ai figli senza però
magari fare l'atto di successione, perché c'è un costo anche quando viene donata, anche con la donazione. Se io dono la casa a mio figlio ha un costo, quindi evito per pagare e in più però devo pagarmi la tassa. Quindi sono agevolazioni che sono nate proprio dall'ascolto e non dimentichiamo che proprio in aula l'assessore Roberti ha ben detto che molte cose che abbiamo ascoltato e quindi spunti non è che verranno scartati, ma ci vuole del tempo per metterli in atto. Quindi però loro vi dicono aiutiamo chi ha di più, no? Poi continuano a scrivere via SMS perché c'era Arianna Meloni, no? In che veste a Trieste, non so se l'ha visto. Arianna Meloni era segretario politico a Trieste per quanto riguarda la nostra manifestazione, perché fa parte del partito di Fratelli d'Italia. No, sì, per i 2 anni di governo, ma perché era in piazza per i 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia, perché come molti segretari, rappresentanti politici, è il segretario politico di Fratelli d'Italia, non è una roba segreta. Non è un esponente, la sorella. Che è un esponente di partito, non è un esponente dell'istituzione. Cioè non è un esponente dell'istituzione, dice... La sorella no. È la sorella, è la sorella. Come chiamarla? Cioè, è la sorella della Meloni. Sono i media che l'hanno notata, ha avuto una delega, come tanti altri cittadini era presente in un momento importante per la nostra regione, perché abbiamo festeggiato il governo. Mi sembra c'era Ciriani, Luca Ciriani. Forse ci si dimentica che è ministro, ecco, forse queste cose vengono dimenticate. Vabbè, non volevo, però l'ha scritto 2 o 3 volte, ma insomma vabbè. Capozzi vi dice però abbiamo aiutato con questa Ilia, la regione ha aiutato chi ha di più. Certo. E abbiamo aiutato in un momento storico in cui le nostre famiglie sono in difficoltà, e piuttosto che concentrarsi su rafforzare proprio le politiche per l'acquisto della prima casa, si dà a chi invece addirittura ne ha 2. Allora, questa manovra si inserisce in un insieme di interventi che la regione sta facendo, che vanno a toccare e aiutare tutte le fasce della popolazione, perché chi lavora tutta la santa settimana, tutti i mesi, tutti gli anni, e che magari si è messo da parte qualche soldo per potersi comprare una seconda abitazione, per fare le proprie vacanze o per magari lasciarle al proprio figlio o alla propria figlia, non ha diritto di essere tutelato da parte della regione e avere un riconoscimento. Abbiamo messo misure, lo ritorno a dire, la 14ª per i pensionati che hanno meno di 15.000 euro di ISEE, l'abbiamo messa noi. I fondi che mettiamo a favore dei comuni per le politiche sociali, cioè le decine, centinaia di milioni di euro che stiamo mettendo per le famiglie, li stiamo mettendo noi. Il progetto l'azzeramento della retta degli asili nido l'abbiamo messa noi, quindi stiamo aiutando tutti, e tra questi è giusto aiutare anche una parte fondamentale della nostra popolazione che lavora o che ha vissuto in eredità e una seconda casa. C'è un momento storico in cui ci sono tantissime risorse, no? Sì. E questo non si mettono dappertutto e diventa difficile chiaramente. Perché questa misura qua dura 2 anni. Ecco, questo volevo dire, cioè quindi secondo lei dopo non la rifinanziano? No, adesso ci sono le risorse. Allora, cioè non diventa strutturale. Questo è fatto. A quel punto cosa facciamo? Richiediamo alla regione di aumentare l'aliquota? È questo? Ci si dimentica. Attenzione per 2 anni. La regione, lui dice 3 anni, con 2 anni. Giulia ha sottoscritto nuovamente gli accordi con lo Stato per quanto riguarda la compartecipazione al debito, con una riduzione di 436 milioni di euro, che coprono ampiamente, perché stiamo parlando di 34 milioni di euro all'anno, da qui al 2033 questa misura. Quindi posso garantirlo già a Martinez che questa misura almeno fino al 2033 rimarrà e forse verrà anche migliorata con una riduzione. La prendiamo per parla già da presidente della regione. Magari penseranno anche alla riduzione. Questo parla già da regione, parlo come componente della maggioranza regionale e dirò di più. Mi sento di dire che sulla terza casa non credo che faranno dei provvedimenti, mi sento di dire, non so, poi non voglio rubarvi il mestiere, però... Mi fa una battuta, Martinez faceva i complimenti al nostro Presidente che sta facendo anche da questo punto di vista un grande lavoro di rapporti internazionali, ma forse perché lui si vede come futuro Presidente della Regione e quindi vuole legittimare i suoi viaggi che vorrà fare. Cioè Martinez è uno dei nomi che girano?
l'ho fatto con totale sincerità per la stima che ho nei confronti di Federica. Quel lavoro lì l'hanno fatto anche altri. Ma aspetta, farà il capogruppo perché a giro o perché c'è qualcosa che riguarda Diego Moretti che già... No, perché è come se l'esito delle elezioni già. Facciamo la doppia scommessa. Io scommetto che la redazione dell'Ilia andrà avanti fino al 2033. Lui che scommetta che nel gennaio 2026 non sarà capogruppo del PD. Vediamo se ha coraggio. No. Quindi, il 26. dopo le elezioni. Vediamo prima come va a Monfalcone. Vediamo. Appunto, no, perché pensavo fosse una cosa di qui a breve. Come... No, poi anche loro avranno candidati a Pordenone nelle loro file, quindi sarà uno scompaginamento. Alessandro Basso, l'abbiamo detto, qualcuno, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Pordenone, Monfalcone in qualche movimento. Ma secondo lei si devono celebrare le primarie per Monfalcone? No, io non ritengo. Quindi che... Diego Moretti candidato per tutti. No, bisogna trovare una cosa. No, ma le primarie in qualche situazione, ma le abbiamo fatte 5 anni fa a Monfalcone e non ci ha portato bene. Dico io, le primarie, io non penso che sia il contesto quello per fare le primarie. Bisogna che si faccia un ragionamento fra Bullian e Moretti per arrivare a un candidato forte che rappresenti tutti. Questo è un po' il... Cosa si è sbagliato in partenza? Perché il ragionamento sta partendo dai nomi e non dei contenuti. Sì, però sa che anche quello dei contenuti è sempre la risposta che mi date a Ring, no? Cioè, ma prima partiamo da cosa, vabbè, si deve partire anche da uno che magari è conosciuto, è noto, è attivo sul territorio. Prima di formare il governo hanno creato il programma e se siamo qui dopo 2 anni è perché vengono mantenute le condizioni che sono state indicate nel programma di governo e quindi è già un grande risultato che molti altri governi non hanno realizzato. Quindi stiamo lavorando, a volte ci sono le scaramucce come in tutte le famiglie, perché a volte da uno spunto si crea, non so, un disastro, invece fa parte di chi lavora e quindi chi è all'interno. Ma parli a livello nazionale? Parli? Sì. Non a Monfalcone? Sì, no, perché sa cosa? Pensavo che parlasse a livello regionale. A voi, fermi. l'esempio che non ma perché lì spetta la Lega. Un programma di governo. No, lì spetta la Lega, giusto? Come fermi, come Pordenone, Fratelli d'Italia. C'è una logica che ha sempre contraddistinto le ultime appunto, è interessante capire che fanno loro. Ma se magari tira fuori una notizia, sì, fermi. Prego. Mi sembra che il centrodestra abbia finora utilizzato un metodo che i sindaci uscenti che possono essere ricandidati vengono ripresentati. In questo caso ci sono 2 interruzioni di legislatura. Anna Cisinta, Monfalcone per la Lega e Alessandro Ciriani a Pordenone. La candidatura, come sia legittimo che a Pordenone sia Fratelli d'Italia. Dopodiché ci si ritrova tra alleati, si valutano insieme quelle che possono essere migliori persone, perché uno non vale uno, questa è una cosa che va detta, perché come nello sport ci sono i campioni che sono più bravi degli altri, anche in politica ci sono quelli che meritano di andare più avanti perché sono più preparati. Mi pescate Alessandro Ciriani, guarda, sono 27 secondi, Emanuele Sergi e Giancarlo Celant. C'è Roberti. Questo sì, no, noi vediamo nel preview Roberti, ma era per l'Ilia. Ecco. Alessandro Ciriani, appunto, già sindaco di Pordenone, oggi è europarlamentare di Fratelli d'Italia della circoscrizione nord-est. A lui abbiamo chiesto l'altro giorno un commento sulle elezioni in Liguria. Avete citato i 5 Stelle, quindi poi devo arrivare alla Capozzi. Prego, dai, vediamo Ciriani. Intanto fare le congratulazioni a Bucci e augurargli buon lavoro. È vero, è stata una vittoria di poco, però va anche detto, questo la sinistra non può nascondere, che fino alla settimana scorsa ci davano sotto di 6 punti, quindi di fatto è stata una rimonta. Secondo me questo sancisce da un lato la fine del campo largo, che diventa sempre di più un camposanto, quindi la somma delle forze di sinistra non riesce a vincere, dall'altro lato è anche una considerazione positiva nei confronti non solamente della Liguria ma del governo nazionale. Allora, da Campolargo a Camposanto, sanno che è il titolo che hanno dato più volte in queste settimane. L'Emilia Romagna in Umbria il Campolargo c'è. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Vedremo se vinco. Vi direbbe Bersani, non diciamo gatto. Che sia... Allora,
Danno tutta la colpa a Conte lì, poi il litigio con Grillo, Grillo che non ha votato, allora, non avete voluto Renzi, Italia Viva, e quindi io voglio fare un passo indietro, il perché si sia arrivati in Liguria alle elezioni anticipate regionali, quindi io più che essere stupita dal risultato, io invece sono stupita proprio dall'elettorato che dimentica, quindi gli elettori non notizia di stasera che la Presidente dell'Umbria è stata scritta in perché a maggio di questo anno Toti è stato accusato e quindi si è dimesso perché è stato accusato di corruzione e di finanziamento illecito. Quindi io voglio prima partire da questo. Ma il popolo si è espresso, ha eletto Bucci. Quindi non c'entra più niente, quello che è il passato. Ma infatti mi dispiace che l'elettorato non fa memoria di che quello l'imputato che è stato già condannato. Cosa c'entra l'appartenenza politica con la persona? Mi vergognerei di quello che è successo durante la campagna elettorale. Che vengono candidate all'interno di determinate forze politiche. Io voglio spostare anche questo. Ma è l'ilazione che è vergognosa. Vi ricordate che domenica sera una trasmissione in onda su TV3 Report, sì, sulla famosa, che è andata durante la campagna elettorale, durante il voto, ha fatto una trasmissione per parlare male del candidato Bucci? Cioè, questa è una cosa vergognosa, cioè, ci si scandalizzava quando Berlusconi diceva Forza Italia mentre votava, è andata in onda su Rai 3 una trasmissione per 20 minuti che ha fatto delle ilazioni rispetto a quella che era la figura di Bucci, a urne aperte. E nessuno nel centro-sinistra si è alzato a dire che è una cosa vergognosa questa. E avete perso perché la gente ha deciso che dovete perdere. Però anche Fratelli d'Italia non ha fatto un grande risultato in Liguria. Fratelli d'Italia 28 noi, 14 è il primo partito della maggioranza. Prima di ognuno si trova il primo nell'ambito suo. Fa 5 consiglieri all'interno della Anche voi siete arrivati primi e non avete vinto. Citazione. Teniamo conto che rispetto a 5 anni fa. Ma siete sbagliate perché avete perso col candidato. Questa è la realtà. Eravate convinti di vincere, invece non è andata come immaginavate. Fa la differenza anche Bucci a Genova ha perso, è sindaco di Genova, quindi quello è un dato. Non diamo giudizi sui candidati degli altri. Lunedì sera è stato eletto come presidente della Liguria tale Bucci. Il popolo della Liguria ha deciso che Bucci doveva essere il suo governatore. Punto. Con l'affluenza superando al 46%. Infatti, con l'affluenza al 46%. Sì, sicuramente. L'affluenza minore di tutti i tempi. Giustificazioni rispetto a una sconfitta che non vi aspettavate. Questa è la realtà. Perché eravate convinti di fare un filotto 3-0, riprendere la Liguria, riprendere l'Umbria e vincere in Emilia Romagna. Intanto siamo 1-0 per il centrodestra. Io ti inviterei a molta cautela che poi le cose possono cambiare in futuro, e quindi essere troppo esagerati quando si vince con 8.000 euro voti di scarto. Tu hai una regione spaccata in due, avete vinto dei 1.500 preferenze e sembrava fosse nato il campo largo, ormai l'Italia è svolta al centro-sinistra. Allora voglio ringraziare Maria Rosaria Capozzi, Francesco Martinez, Marcus Mormaier e Lucia Buna. Non ci chiede chi vince negli Stati Uniti allora? No, ma si sente di fare, di sbilanciare. Federica praticamente io gliel'ho detto, ce l'ha detto Federica. Ha già vinto Trump, glielo dico io, perché Harris sta utilizzando le stesse politiche fino di al 33 Trump. Lilia ad 80, vince lei sarà candidato governatore. Quante ne abbiamo scoperte stasera? Quelle che erano perché la Harris dovesse vincere la Harris farà le stesse cose che sta facendo Trump, che ha fatto Trump, che ha introdotto il protezionismo per quanto riguarda gli Stati Uniti, il contrasto all'immigrazione clandestina. Quindi si prendono l'originale e non la copia. No, non ho detto quello. In ogni caso, marxista comunista, la politica economica degli Stati Uniti è quella che ha impostato Trump. Gli ultimi 4 anni Biden ha portato avanti la politica di Trump. Questa è la realtà. Quindi allora, Trump ha già vinto. Grazie, pochi istanti di pubblicità e poi parleremo di minori non accompagnati. Tra poco.